Cari amici, ben ritrovati. Io mi trovo a Carnia, sto facendo un allenamento abbastanza pesante, adesso sono nella fase di recupero tra una serie e l'altra e mi sto dirigendo in direzione di Venzone. Allora, visto che a occhio e croce più o meno quando mi troverò a Venzone dovrò fare alcuni minuti di recupero e visto che di fronte a Venzone c'è una fortezza, c'è un fortino che non ho mai visitato, pensavo che se i minuti di pausa mi coincidono proprio nel momento in cui sto passando davanti a Venzone, mi fermerò e andrò a visitare questo fortino. Ovviamente sarà una visita molto veloce perché non posso far scendere troppo le pulsazioni, però almeno lo vedo e ve lo faccio vedere. Adesso continuo le mie pedalate perché a breve, tra pochi secondi, dovrò riprendere a fare le ripetute e ci vedremo fra poco. Ed eccoci amici, siamo giunti finalmente in cima al fortino. La salitina per arrivare non è molto lunga, sono riuscito a salirla, a percorrerla insieme alla mia bici da corsa e prima di farvi vedere un po' le rovine di questo fortino vi faccio vedere il panorama che c'è alle mie spalle, dove si vede la città fortificata di Venzone. Si vedono le bandiere che sventolano, si vedono le mura molto suggestive, proprio da un'idea di città medievale, è un borgo medievale ovviamente. E poi nello sfondo si vede anche il Duomo che è stato completamente raso al suolo dal terremoto del 1976 e ricostruito tra il 1988 e il 1995. Molto bene amici, sono contento di essere riuscito a venire a visitare il fortino, non c'ero mai stato, non è che ci sia molto da vedere, sono delle rovine, ma per quanto riguarda il lato storico è una testimonianza molto importante del passato di questa zona. Bene, io adesso scenderò la discesa, questa qua in erba, e poi riprenderò a fare le mie ripetute, ancora un paio di ripetute abbastanza lunghe e pesanti. Sono nei tempi, sì, ancora più o meno un minuto, quindi adesso mi sbrigo ad arrivare sulla strada e riprendo a pedalare.
Bene, con lo sfondo del fortino di Venzone vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video e posso dire fortino di Venzone, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.